Secondo i dati della Commissione territoriale della Prefettura di Padova per il riconoscimento dello status di immigrati e riportati a livello regionale, si registra in Veneto la presenza di 10.867 potenziali clandestini, sugli oltre 18.000 arrivati, dei quali 6.875 ospitati nelle strutture a fronte di oltre 11.000 che si sono allontanati volontariamente e ora sono dei veri e propri fantasmi, dei quali non si sa dove siano, cosa facciano o come vivano. Secondo i dati aggiornati al mese di settembre, dei migranti ospitati nelle strutture, la maggior parte si trovano a Verona, 1179, Vicenza, 1127 e Padova, 1112. A seguire Treviso, 1098 e Venezia, 1068, mentre sia Belluno che Rovigo ne contano poco più di 300. Migranti la cui gestione costa 35 euro al giorno, soldi che non finiscono in tasca loro se non in minima parte. Il denaro coperto dai fondi erogati dall'Unione Europea viene dato alle cooperative, di cui le prefetture si avvalgono per la gestione dell'accoglienza, utilizzandolo per coprire le spese di vitto, alloggio, pulizia, corsi di lingua ed eventuali progetti di inserimento lavorativo. Ai migranti invece viene data una piccola quota, 2,5 euro per le spese quotidiane, come ricariche telefoniche, sigarette, bevande e per far fronte a piccole necessità. Da sottolineare la situazione paradossale del riconoscimento dello stato di rifugiato. Su oltre 1.000 pratiche valutate è emerso che circa il 60% delle persone non fugge da guerre, carestie o persecuzione, senza contare che all'appello mancano oltre 1.400 casi da istituire, ragion per cui da tutte le parti politiche arriva l'auspicio che venga aumentato il numero delle commissioni e delle strutture che devono valutare i ricorsi e che si istituisca una strategia efficace per il rimpatrio di coloro che non hanno diritto di restare.